Stella, Dodi e Chico, tre bellissimi pony per una giornata, si sono trovati a trotterellare negli spazi verdi della pediatria di Padova. Ammirati dagli sguardi dei piccoli pazienti, sono stati protagonisti di un momento di svago. L'iniziativa era attesa da tempo ed è stata realizzata dall'Associazione Gioco Benessere della Pediatria e dalla Federazione Italiana Sport Equestri Veneto. Finalmente siamo arrivati dopo tanti anni, quindi sono 14 anni che andiamo nelle scuole a parlare il cavallo e con la Presidente della FISE c'era anche l'intento di portare i cavalli fuori dal maneggio. Con la Valentina, la Silvia e col dottor Moretti 5 anni fa ci siamo parlati di portare i cavalli qua. Finalmente dopo il Covid, dopo l'acqua, oggi ci siamo riusciti. Le attività con gli animali fanno parte dei vari progetti portati avanti da Gioco e Benessere, ma questa è la prima volta che in pediatria arrivano i cavalli. Grazie ai suoi laboratori ed esperienze ludiche, Gioco e Benessere integra la cura dei piccoli pazienti con questi momenti di gioia e spensieratezza. Le attività promosse dall'Associazione Gioco e Benessere sono tutte volte a promuovere la parte sana del bambino in ospedale. Vuol dire che al di là della malattia un bambino deve poter in ospedale fare esperienze belle che gli ridiano il senso di essere un bambino bravo, un bambino forte, un bambino che può vincere la sua malattia. È una giornata importante perché vogliamo, come dire, per quanto possibile rendere meno difficoltoso, meno pesante il ricovero appunto in ospedale, soprattutto di piccoli che qui sono per patologie importanti.